E sulla fase 2 prosegue il confronto tra governo e regioni, tra chi per riaperture immediate e chi sposa la linea della prudenza. Alessandro Gamberi. Da nord a sud chi spinge per ripartire, chi chiede cautela. Friuli Venezia Giulia, ad esempio, ha annunciato l'intenzione di aprire da lunedì i negozi al dettaglio il 18 maggio. Gli altri, più prudenti altre regioni del nord maggiormente colpite dal coronavirus, e se il presidente del Veneto parla di grave disorganizzazione da parte del governo, Lombardia e Piemonte chiedono, così come le Marche, di valutare la curva dei contagi prima del via libera. Il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini considera un buon compromesso quello con il governo, valutazione dei dati e via libera differenziato dal 18 maggio, e come presidente della conferenza delle regioni chiede all'esecutivo di posticipare i saldi estivi al 1° agosto. Al sud, dopo l'ordinanza della Calabria impugnata dal governo qualche giorno fa, oggi è la Puglia a giocare d'anticipo, autorizzata l'apertura di parrucchieri e centri estetici dal 18 maggio invece che dal 1° giugno, ma c'è anche chi, come De Luca in Campania, avverte: quando apriamo dovrà essere per sempre, serve cautela. La linea del governo: valutare la sicurezza dei lavoratori, procedere con attenzione e gradualità. Una fuga in avanti, ci vuole ancora tanta responsabilità, altrimenti finiremo col vanificare i sacrifici fatti finora. Dobbiamo ascoltare i nostri scienziati e il monitoraggio costante che stanno facendo. Solo tra qualche giorno capiremo esattamente gli effetti delle aperture fatte finora.